Ma manco, guardate qua, rispettare, guardate che è morbido, guardate qua che sapore, è proprio bello umido. Buongiorno, accontentiamo a chi dice che faccio sempre prima e non faccio un secondo. Oggi pigliamo una bella spigola di questo, guardate qua, di un valore 1,7,50 kg, patate, pomodorina, petrusina, olio e aglio, però a sfilettiamo, ora vi faccio vedere come la produciamo e come la sfilettiamo. Andiamo ora. Come primo passaggio, patate belle sottili, guardate qua, sottilissime. Siamo pronti? Ok, cominciamo a sfilettare la spigola, guardate attentamente. Ora sfilettiamo per bene, togliamo pure la spina centrale, vedete? La spina tanto bella uomo e togliamo quella centrale. E man mano togliamo pure questa qua centrale, porta la spina in mezzo, però non la buttiamo, la recuperiamo. E poi togliamo la, guardate come si fa a togliere la pelle sotto, piano piano. Un pizzico di olio sotto, sempre patate belle sottile, le spargete una alla volta, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, i nostri filettoni sopra, appoggiati uno da qua, capa e coro, come si dice a Napoli, olio, sempre un pizzico di sale e patate sopra. Mettiamo un po' d'aglio, pomodorini, tanto bello, una pizzica olive nere, li condisce tutto, un po' di petrusini e un bello bicchiere d'acqua. Tutti a 180 gradi. Mamma mia, prima col caldo. Guardate qua. Rispettatela, guardate qua, talmente che è morbido, guardate qua che sapore, è proprio bello umido. La patata non assaggi perché è troppo bollente. Guardate qua, ma voglio vedere come è venuto, bello umido. Ne budu sto pusa e mi ne buda a durra pomaro usa pure patana, guardate sta patata bella croccante, guardate qua. Un bacio a tutti quanti, ci vediamo alla prossima puntata.